ogni anno c'è un premio, che è il premio speciale City Vision, che è un premio che decidiamo di assegnare a un progetto che rappresenta un modello nazionale di innovazione e di collaborazione. Allora il premio speciale City Vision di quest'anno va a un'iniziativa che ha creato una rete concreta tra ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni, favorendo la nascita di ecosistemi dell'innovazione capace di generare valore per i territori proprio a partire da quel nucleo amministrativo. A me, chi mi conosce lo sa, dico sempre che i comuni sono ormai l'unico sicuro presidio democratico del Paese, un luogo dove la democrazia si fa vita quotidiana e la possiamo toccare con mano, e andremo a premiare un progetto dove proprio il comune è il cuore, il propulsore di un intero ecosistema. Per consegnare questo premio invito sul palco il presidente della Camera di Commercio di Padova e di Union Camere del Veneto e anche un caro amico e sostenitore di City Vision, Antonio Santocono. Per lei, Presidente, c'era anche il coro. Le è capitato il jingle col coro. Presidente, grazie per essere con noi. Anche lei da sempre accompagna City Vision fin dall'inizio. La Camera di Commercio, le Camere di Commercio sono un punto d'incontro naturale fra il mondo delle istituzioni e quello delle imprese. Dal suo osservatorio, quanto è possibile e un po' più facile forse oggi investire su reti e progetti condivisi a beneficio del territorio? Sarebbe fondamentale investire su rete, perché noi siamo in una regione dove praticamente il tessuto economico è costituito dalla piccola e media impresa, quasi il 95% sono PMI. E il problema della piccola e media impresa, se togliamo il problema del credito, il problema della digitalizzazione e il problema della burocrazia, soprattutto quella europea, è quella della crescita. Una crescita che però non riesce ad essere così forte come noi ci aspetteremmo, vorremmo, anche se è sempre molto solida, è in qualche modo bloccata da quelle che sono le caratteristiche degli imprenditori veneti. Gli imprenditori veneti sono molto individualisti. Quando noi andiamo a Bruxelles a lamentarci contro la burocrazia che cerca in qualche modo di azzerare la piccola e media impresa, la risposta è: mettetele insieme. Non è così facile, lo sappiamo tutti, qui siamo in una terra dove il campanilismo è in assoluto la cosa che più di tutti caratterizza diciamo, questa regione. Ma non è solo il Veneto, ce ne sono molte altre, soprattutto nel nord-est. Allora, il tema delle reti di imprese è fondamentale, perché è l'unica soluzione che può nascere nel momento in cui le imprese decidono di mettersi insieme, magari in maniera di sviluppare progetti di tipo orizzontale ciascuno, che poi insieme diventano un progetto, diciamo, complessivo che può servire soprattutto alla grande impresa e servire ovviamente a quello che è il mondo universitario e quant'altro. Insomma, la piccola e media impresa diventa a tutti gli effetti quella che poi in qualche modo studia, sviluppa e ricerca per la grande impresa. Bene, allora proprio nel nome della rete tra imprese e territorio scopriamo insieme a chi va il premio speciale City Vision di quest'anno. Chiamo Filippo con la busta, con il biglietto, così il Presidente ci può annunciare il progetto vincitore. Il premio speciale City Vision viene assegnato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il progetto Case delle Tecnologie Emergenti. Ritira il premio per il Ministero Federica Franzoso insieme ai rappresentanti delle Case delle Tecnologie Emergenti di Napoli, Genova, Torino, Cagliari, L'Aquila, Taranto e Pesaro. Premio speciale City Vision al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per aver promosso con il progetto Case delle Tecnologie Emergenti un modello di innovazione diffusa che avvicina cittadini, imprese e ricerca. Un'iniziativa che trasforma la sperimentazione tecnologica in sviluppo territoriale, favorendo la nascita di ecosistemi locali dell'innovazione basati su collaborazione, trasferimento di competenze e crescita sostenibile. Bene, questa era la motivazione, possiamo consegnare il premio alla dottoressa Franzoso. Qui vedete i rappresentanti di 7, non ci siete tutti, insomma ci sono 7 case delle tecnologie emergenti presenti qui a City Vision, sono una parte delle
13 che complessivamente hanno animato il Paese. In breve, la Casa delle Tecnologie Emergenti è veramente la creazione di un ecosistema territoriale in cui il comune, la pubblica amministrazione è la forza propulsiva che dicevamo prima, capace di mettere insieme il sistema delle imprese territoriali e non soltanto, il sistema della ricerca, dell'università e poi di provare, di testare sui territori stessi le novità, le innovazioni che vengono introdotte. Qui al piano di sopra, nell'Innovation District, potrete vedere 14, se ricordo bene, dei casi d'uso, quindi dei test dei prodotti, dei servizi che sono stati inventati dalle CTE in questo percorso. Dottoressa Franzoso, è un modello che poi il Ministero sta implementando e l'idea è quella un po' di disseminarsi sul territorio e di creare reti ed ecosistemi. Sì, non devo toccarmi. Sì, esattamente così. Nel caso specifico le CTE nascono proprio anche grazie al forte impulso degli enti locali. In questo momento non sono presenti in tutta Italia, però voglio dire nel nord c'è una buona rappresentanza a Torino e Bologna, se vogliamo considerata il nord, spero che non sia centro, nord. Come diceva il presidente Santocono, ecco, c'è bisogno anche qui al nord-est di queste competenze. Ne abbiamo già presenti sul territorio col Competence Center, ma ce ne vorrebbero un po' di più, proprio perché vi è la necessità di creare rete. Io rappresento anche le case del Made in Italy che svolgono un'ulteriore funzione del Ministero nel territorio e si interfaccia appunto con le istituzioni, Camere di Commercio, ma anche con i comuni, con le università e con i privati. In questo caso, ecco, sarebbe opportuno che vi fossero sempre di più queste CTE e che dialogassero sempre di più con le case del Made in Italy, perché si potrebbe costruire veramente assieme un progetto che nasce dalla ricerca e innovazione e crea delle start-up e accompagna veramente le start-up nello sviluppo in maniera concreta. Grazie dottoressa, complimenti ancora per il progetto e per la visione che le case delle tecnologie emergenti hanno saputo trasformare in concretezza. Abbiamo fatto la foto? Chiedo al nostro amico fotografo che annuisce. Bene, grazie, allora congratulazioni ancora, grazie, vi potete accomodare. Grazie Presidente Santocono.